L'unico presente in sala giunta è il sindaco. Rimane in piedi mentre a turno tutti gli assessori arrivano, pronti, collegati. L'arrivo, infatti, avviene attraverso lo schermo di un monitor che riunisce puntuali tutti i membri della giunta padovana per il consueto appuntamento settimanale. Il lavoro a Palazzo Moroni non si ferma, ma continua osservando le misure di sicurezza. Gli assessori restano a casa, ma insieme al sindaco stanno studiando interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Prosegue la igienizzazione di tutta la città. Noi stiamo igienizzando con una grande macchina lavastrade e con più idropulitrici e le faremo azionare di fronte a tutti i negozi essenziali, tutti i punti vendita. Parlo di farmacie, tabaccherie, negozi alimentari, panifici. Andremo avanti fino al 24 di marzo. Ricordo che per fare ogni quartiere ci vogliono 2 giorni per quartiere. E quando abbiamo terminato riprenderemo dall'inizio e continueremo. È essenziale la pulizia. È essenziale la pulizia del quartiere, come è essenziale la pulizia e l'igiene di ognuno di noi. Vi ricordo, dovete lavare le mani, tenere la distanza tra uno e l'altro è fondamentale. Solo in questa maniera riusciamo a evitare il contagio. E più possibile rimanete a casa. Lo so che è difficile, ma rimanete a casa.